fa attaccare il bottone e fa il filo e dopo d'estate cosa c'è chi ha? Come stiamo che scarpe quelle estive alte tose le e seppe del sugaro abbiamo una prima che la settimana scorsa ieri a Jesolo, no? Vi presente Jesolo, no? Jesolo, praticamente nelle ovaie, la che sei Jesolo, Hawaii, nelle ascelle, sì. Seychelles, nelle balle in aria, Baleari, a Magna Melville. sì. Ma cosa che devo guardare? Che io ho scritto così sul depilante. Come ieri a Jesolo, no? Via Baffile. Io guardavo il passaggio dei Tosi, ieri con un gruppo dei Tosi, dove ieri? De Mandria, dove ieri? Guarda, come chi parlava sicuramente ieri del Boara. Quando che deve passare una ragazza bellissima, alta, bionda, occhi azzurri, stupenda, una modea, che aveva da contro una lunga, 75 bottoni di quanti sbottonai fin qua. Ste bel zeppone del sugaro. A un certo punto uno sti Tosi non era potuto più, si resta in piega e ha fatto: ciao, vedi a bottigliare! Vede scarpe del surro! E a Tosi impazzita, matta! Perché a Tosi le piace l'uomo maschio, le piace l'uomo onto, le piace l'uomo salsiccia. Beh, ora porseo dentro. Che dopo, cosa è che fa? Le carica dove? Prima, finché sei piccolo, va in giro con il motorino. Ne opera una sola e poi arriva in centro davanti al bar e base e posteggia il motorino direttamente sopra il muro che uno una volta e si rendeva conto se il bar fuori del bar, no? Che era che bei griglie dove uno metteva le biciclette, i motorini poi no dai e invece bisogna cambiare, uno si rende conto se il bar tira dei segni dei covertoni che su al muro, no? E dopo è il passaggio immediato, perché si qua, se ne ha come minimo 4 rode sotto il culo, ne va neanche a picciare, altro che noi altri, ti ricordi? Saltavamo i fossi parlongo, che avevano sempre cavarotto bagnare infatti. Mangiavamo in otto mangiavamo con la fetta di soppressa, a casa mia mangiavamo in quintese, un tocco di sardeon, tocciato a quenta per 20 giorni finché diventava ranzo, che molto era. Oh, sempre, quello il segno fuori così mai ti. Invece no, sti qua i carica le cose in macchina, ma non una macchina normale, no. Sti qua la macchina status symbol, simbolo dell'ilo, una sola. Guido che lo sai, ha detto Gatini? No, sti gatti, il meccanico tu fare, carrozziere, questa una concessionaria. Allora, ma lei che ha un fratello così. Ah sì? Ora sì, lo sono moroso. Ma ascoltami un attimo, sei l'unico che deve dire stretta una scampa via, no? Mora via qua davanti che deve dare. Dicevo, ma la golf è normale? No. Punto dritto, punto croce, punto... Della golf? GT! Sempre Cabrio! Che hanno fatto l'uovo? Qua radio incorporata. Praticamente è una radio col contorno del golf. Perché lì lo fai casine serie. Esatto. Non sono un optional, capito? Le cariche in macchina e dove chi le porta? In? Dal Camporea. Sono abituato, sì, qua. Buongiorno, buonasera, non si do per P. Presentarsi, do parole, subito in Camporea. No, dai. E le porta in discoteca. Quanti anni che è qui? 9. Dove è tua mamma? Casa Tigare. Elena. Bel esempio di in discoteca. In discoteca in questo luogo a meno costa. Costa 30 carte da lì in discoteca adesso. Infatti a manco di 30 carte non si entrano. Esatto. In questo luogo tranquillo dove questa bella musica soft, dove ti riesci a dire due parole senza pace, no? Questa bella luce che ti vedi direttamente in faccia con le persone, no? E quando ti sei là cosa devi fare? E dopo
infatti uno prima vede, dopo sta papà, e dopo il fuma, e poi le pa, e basta, i cornetti, le pa, che pastiglie sei chi tu è Viagra, senti, E così giovani. l'ecstasy, qua è una volta che era l'ecstasy, oggi che sei tutta là. Se partono di cuore così forte e si schianta alle 3 di notte all'uscita delle discoteche, Perché se le strade del sabato sera. hai visto qua il sindaco di Treviso come stanno e che ha visto partire i dischi per terra, no? Era appena che uno arriva vicino ai dischi e tocca subito un ferro Sai ma si schianta. e si schianta. Sei controproducente questa roba del genere. Va bene, però. Dicevo che le strade del sabato sera, che poi se uno si schianta appunto a casa da mercoledì, non lo caga nessuno! Chi zitto! Anzi, che ha deciso che quelli che si schiantano del lunedì, del martedì, del mercoledì, del sabato, del venerdì, manda il sabato in differita. Ed essendo questo un problema grave, un problema sentito, e che a partire deciso di fare uno spot pubblicitario, della pubblicità progresso, capito? E che ha fatto del filmato, no? Che dei dottosi che caricano in macchina dei dottosi, in fissa radio, no? Invece sta bella musichetta a ciodo, come quelli che ha comprato Dio, no? E a un certo momento del filmato parte la didascalia con su scritto: ragazzi, giovani, vedete la morte lontano dalle strade, guidate sui marciapiedi! Adesso i caselli autostrade da più fuori degli enti. Ah no? I da fuori direttamente i santini. Sì. Fa fortuna che mettere un po' di ordine, trovate se faccio fuori un movimento nuovo. Si chiama le mamme, perché sono sempre le mamme quelle che sono colpevoli di questa roba qua. Per le mamme! Perché sei importante soprattutto come chi sei educati tu sei. Esatto. Fin da piccoli. Quanti anni hai? Ti cominciate? Walter, quanti anni hai? 9 anni, mi pare di vedere Walter che aveva 3, 4, 5 anni, 3, 4 anni. E Walter, non toccare che roba là, a se cacca! È vero o no? Ti dicevi così? Ti conviene dire di sì. Ti dicevi così? Sì. E Walter, non toccare che roba là, e se cacca! Mi piace tutte le spontanee. Sì. E Walter, non toccare che roba là, se cacca! Fermo Walter, per carità, non toccare, che cacca! No, Walter, no! Se cacca, Walter, se cacca, se cacca, se cacca, se cacca, se cacca! Cosa che avremmo pensato che il povero Walter? In che razza del mondo del merda sei capitata qua? È il Galtabù! È il Galtabù! È il Galtabù! L'hai rovinato! Non ha più punti di riferimento, non ha più miti! Esatto, Walter, Dici la verità. Walter, chi sono i tuoi miti lì? Sì, canocce, peocci. Miti. Walter, chi sono tu e mi? No. A chi vorresti assomigliare ti Walter, come Dai. una persona Dici, stupissima. a chi? A me stesso. Ma che bello, grazie. Va bene, andiamo avanti. Sì, come il samito? Silvia, chi vorresti assomigliare una persona prima della mattina, non si Arcellissimo! Indio! Chi è così? Sì! Ti piccola. Aspetta. A chi vorresti somigliare ti? A me? No, questa qua è una storia, sta qua con un mito che sei... Aspetta che non manca lo scettro. Allora, Ti pulisco in nome della luna! Vieni! qua ti pulisco! Cosa vera? Impresa di poesia sta qua! Se ti punisco in nome della luna! Pentole di stelle! Ma qua è pentole! Che pentole? Petali di stelle! E pentole! Sailor Moon! Sì, chi vuoi somigliare? Personaggio famoso, non so, punto di riferimento. Boh, sì?
Io nega, sì, siamo belle così dormire. Questo qua lì, no? A chi vorresti somigliare? È sempre quello prima che sempre fare. Sì, di me. Ah, mi pareva fare come qualcuno. E non poteva solo dire in continuazione. A chi vorresti somigliare? Schumacher! No, io che voglio somigliare a Schumacher, altro che Schumacher. Beh, sti dosi qua, a parte un paro che qualcosa è capito, cosa che avevi visto? Questo è un test che va, perché questa è veramente, la realtà è questa, non che sei più punti di riferimento, non che sei più miti, tutto quanto è stato distrutto, tutto quanto è stato stratellato, tutto quanto è morto. È una figa tremenda domanda, già piove. E mentre gente si sta partendo, una figa tremenda. Sta qua un tocco serio, sarà importante, fammi a fare bene, vai, per piacere. La realtà è questa, Tolli, gli inutili si nascondevano. Non che sei più punti di riferimento, non che sei più miti. Tutto quanto è stato distrutto, tutto quanto è stato sfracellato. Hai detto sfracellato. Tutto quanto è morto. Diceva per esempio Young. Ecco, parliamo di Young. Young Spritzer Kennedy. Young Spritzer Kennedy. Vabbè, frisera e patatine sotto il capannone, frisera. Young Spritzer Kennedy era un grande, eppure io ero qua. C'è abbastanza, Matti. Ecco, parliamo di Matti. Matti Lutechi. Lutechi? Matti Lutechi era un grande, eppure io ero qua. Oppure Gandhi. Gandhi non era un grande, era alto così, Gandhi. Alto così. Gandhi era un grande, eppure io ero anche quello. Oppure io. Ecco, parliamo di io. Io Leno. No, piede di ripetizione in inglese, sì, no, vero? Io Leno era un grande, eppure io ero anche quello. Per fortuna che mi sono piccolo e non te corri di stile, non te corri di stile. E a colpa vi dicevo che viene su così di chi sei? Del suo mare, di come chi educa fin da piccoli. Scusami, come vedi che chiami qua? Elena? No, sì, come chiami? Elena, Niente. Tu vedi, papà, perché Flavio che fa gnocchi, no, Agnese, dice la verità. È difficile far nascere così, Poi prova, non sai? No, infatti, secondo te, è difficile far nascere i fiori? No, insomma. No, No, guarda ormai, sta la tele che ne ha fatto addosso un colpo fuori. Allora, non è sta difficile farli nascere, Quanto? Farli crescere. Perché quando che sei piccoli, no? Ti vedi che se la vedi, piccoli, tenerini, Puteo? Pare un ragnetto? quando sei piccoli ti vedi là che ti pare talmente tenero che ti devi dare burro. Mi spalmi il puteo, tu, da un attimo. Burro che ti immagnerisci da E quando che diventa grandi, avete pentito di non averli mangiati in sacramenta. Questo non si fa, mi raccomando, se tornare paese e ti perfetto stile e tuo camicie, da tempo per strada con quel motorino, vedi mai addosso a te.
noi. A trattare cose, otto tamburi, vede sempre cerca piene dei morbidi. No, mamma, non piangi. No, mamma, non piangi. E non sarà niente, sempre così. No, mamma, non piangi. Non sta andare in bar e ai gatti non giocare. E non bere un perché dopo queste mai. Ho fatto fugata e gli occhi con ragù. Avate mano e spua questa giù. Oltre fine mese la mia busta paga. Ma guarda cosa è meglio mentre avanzo. Ascolta sotto mare che affidone te. E si soffuteva che porta sempre in sé. Ma dai, ho 30 anni ormai. 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 No, mamma, non piangi. No, mamma, non piangi. No, mamma, non piangi. No, mamma, non piangi. Vi ricordavi questa musica qua, altro che è musica che abbiamo fatto noi altri, dei nostri tempi, Infatti, Lorenzo, non altri siamo passi a parlare dei tosi adesso, a criticarli, gli dice così, ma noi altri, come sei che sei? No, allora Flavio come viene? no altri, chi sei che sei? No, ecco dica, no, altri? Dio! Mettete il mandato, noi altri siamo quei che ha fatto il 68, Qui siamo altri, perché erano timidi, timidissimi! non abbiamo avuto il coraggio di fare un numero in più, siamo fermati là. Sta qua di solito si capisce in ritardo, si capisce che altro che noi altri che avevamo le discoteche noi altri. Flavio, avevo le discoteche? Dove che andiamo che organizziamo tutte quante le nostre festine? Dove che ci catarimo, Dove che... Casa tua? in casa, nei garaie, garaie tappai a discoteca. Che tipo di discoteca? E era facile capire un garaio? Scherzo! Difficile, visto che si ricorda, difficilissimo! Perché era la gente del posto che diceva guarda quei fantelli garaie! Ti fa l'amore del gruppo! Quale l'amore del gruppo? Mancava materia prima! Non che era carne! So che verdura! Tegoine, succoi, carote, Fenocci! E mi ricordo che a fine del film a Qatar un garaio ne ospitava solamente a 2 condizioni. primo! Niente tose, secondo, niente casino. Perché casini e tose pare che vada. Era che avevamo insonorizzato l'ambiente. Qua carta da ovi.
Carta da ovi dappertutto. Mi ieri papà interissimi a forza di... però ora non ne mancava niente, magari le luci psichedeliche, Stroboscopiche. Era uno che svidava lampadina. E chi sei che si ricorda la marca dell'impianto? La marca dell'impianto? Hi-Fi. Che marca ieri? Nessuno si ricorda che marca è possibile. Dai, andiamo! Chi? Attacchi Atari. Akai chi? Kai Kui? Chi è Kai? Sì, ma Max giovane. Non per dire che ti si vecchio, però là per Adrio. Ti ricordo che Max... Sì. Non ti ricordo. E ora suggeriamo la marca dell'impianto era... Geoso! L'elettrotecnico! Ti ricordo? Quanti ne sta? Era geloso. Infatti era del fratello, era geloso. E noi che si sentavamo? Ah sì, ci sentavamo sempre su dei divani, materassi, sofà, Ma figo, panchine. sentavamo nei... Ehi? Chi è che dice? Hai detto i puffi, hai una faccia da gargamella per avanti. E dove presente il puff? Fatti quei gomme dei macchine uno sulla chiave. E la puff. E perché si chiamava puff? Non mai saputo. Ti ricordo? No, per cosa si Si chiamava puff dal suono onomatopeico che faceva uno quando si sentava puff. Stava là bloccato quando la sera se non voleva più. Cosa effetto? Portare a casa sto puffo. E ciò nonostante riuscivano lo stesso a socializzare perché no altre questose faremo stare anche un piano, diciamo così, provinciali, però... No, intanto quando ci trovavamo in pizzeria Questose, anche a stare qua, Questose parlavamo rigorosamente in italiano forbito. Uga? Dottore che avevamo in compagnia uno si chiamava Uga, penso di... Uga! Vuoi che ti impisti la sigaretta Uga? Alda! Amica di Uga! Alda, mi passi il piron per piacere? Il piron? Piron, francese Piron! Come sacranon! Gattaron! Senti come che gatta! Frizion! No, guarda che siamo a Milano, sono a Parigi qua. E avevano delle tecniche E chi sistemi di aggancio che adesso i 12 Sonia. Come dire che siamo a Berlino là? Come ti chiami tu? Fabiola. No, come sta lì per piacere? Fabiola attore. Non crede nessuno. Ma sa, Fabiola scrittore. Molto bene. Fabiola scrittore. So io scrivere l'elenco del telefono, mi dai tanto il numero per piacere. Vai, ti faccio vedere amico come che vedere. Allora che sa? Prima di cos'è la cosa bisogna pasturare, Pasturare cosa? qua poi Poeta. e dopo vieni gli uselli. Ma che lo sei? Ma fammi una carità, poeta. Dov'è? Fabi? Fabi chi? Voi ne sa miei. Fabi cosa? Sono in confidenza con salutati, ti faccio vedere lì. Davi. Avete scavessi. Fabi? Viola! Viola cosa? Ripeteremo a chi viola? Perché? Fabiola e ho detto di Fabiola, no? No, che sei buono, che roba. Che quando la tua? Lo sentio prima del tuo Non riesco a pensare a Fabi? Alfanza una conta dell'home plate. Vomitato però. Vieni ad ascoltare dischi casa mia, Fabi. E se i dischi non che piace? Se rimette in mutande e torna a casa. E te sei Roberto, a fatica che era,
restare a casa da soli ti è. Far sì che i genitori liberassero il campo. Niente, chi eri nomadi o altri? Perché? Stavi sulle tende, le sue roulotte, qua campo! Che campo c'è? Il campo, l'appartamento! Parla, dici a campo! Guarda, Memorosa che aveva 8 fradei, papà e mamma fa 10, a nonna 11, come la squadra del calcio. Fatalità! Che tanto Memorosa, così come Memorosa di adesso, era molto meno esigente, si contentava di poco, vero signora? Una volta era meno esigenti, si contentava di poco. Mi ricordo che Memorosa mi diceva sempre: mi voglio un toso dolce e al tempo stesso quei bae. Così che voglio chissà cosa, capito? Voglio un toso che sia dolce, però al tempo stesso quei bae. Ma aveva un uomo un profiterol, scusami. E insomma, ieri andai in trasferta e giocava fuori, si guarda famiglia, casa da soli miei. A me che portai in salotto, guarda, solo il pensiero mi viene, guarda qua, guarda sti bugie, guarda i penotti che mi viene, guarda che penotti. Ma che pennotti, perché i pennotti con 2N2T pennotti. Quindi i brividi, guarda. A me che portai in casa, perché la pede sorge qua, no? La pede occhio, guarda. A me che portai in salotto, a gastuare il salotto in pista cucina, no? Sai che ha fatto? A gastuare il salotto in pista cucina. Elena, come fai a studiare un salotto in pista una cucina? Cioè, bisogna essere pompieri e piromani al tempo stesso. Tu hai il salotto in pista cucina. E se un modo di dire, stuare il salotto in pista, che venga fuori come un sgarbo di luce, capito? Come un garbo di luce? Un sghembo. Un sghembo di luce? Un sguzzo, un schizzo, un spizzo, un spotto, un gonzo. Un sgrobbo, un sgranarratto di luce, un sbiancio di luce. Ha segno dentro in mezzo al sbiancio questo pacco, ha aperto il pacco, ha tirato fuori una vestaglietta di seda trasparente, tutta quanta piena di pisso. Una roba meravigliosa, una roba stupefacente. Perché presente? Pisso da partito, ma una roba. Onta stramacciata piena di pisso. Guarda che vende anche arte gentile profumato, sai? Ma sì, to sempre. È il pisso, con traforato tutto questo, è il pisso! E non c'è mio col suo nome, no! Pizzo, con 2 L. Ragazzi, tira fuori questa vestaglietta di seda trasparente, tutta quanta piena di pillo, e mi fa: amore, questa l'ho comprata per te. Parli? Ma dove che vedete che roba là? E te vuoi confondere, capite? Invece mi ricordo che la mia Memorosa, mi ricordo come se fosse detto, anzi. La mia prima amorosa. Guarda, era veramente un luo amaro, un cesso, proprio una roba, una roba. Elena, se ti conosci intanto te che poco a ridere, perché intanto ieri era una cosa bellissima. Deve passare 20 anni, permettimi di dirtelo, adesso te lo dico, ormai a me faceva fastidio. Solo il pensiero fino a... Moro, ara che intanto aveva ben 2 occhi che ieri guarda così. No, così. 2 occhi del colore indefinito, no? Sì, te lo guardavi nel profondo dei soci. Nel profondo dei soci. Dove sei? A me sto perso. Cioè una volta sono stato via 8 giorni e non mi cattava più. Me li ero perso nei socchi. E intanto me e Memorosa ieri erano una coppia perfetta, che quando che camminavamo qua in centro, a Fontane, tutti quanti si voltava da st'altra parte, si voltava a guardarmi, perché ieri beh, e soprattutto la mia Memorosa, bisogna che ti finisci e torni per dire,
Sicuro, senti Johnny che ti finisce intorno in giro, mi e memosa! Cosa? Materialista! Superficiale! Ma miseria! Sì, e anche tutti quanti quei che ride come Dio! Cosa sei? Sì, superficiale e materialista! Cosa? Che ti mandi soltanto al lato esteriore delle persone! Mi guardo al lato... Sì, lei era bella soprattutto interiormente! Era bella di dentro! Te potevi voltarla! Sì, ti la voltavi e te li hai a posto! Ma guarda questo qua, oh che coraggio! Gli conosceva tutti! Gli veniva coi pullman per vederla! Così, se volemo andare d'accordo, io non accetto applausi o risate su questo tipo di battute.